La spada di San Michele. Caro Pino, abbiamo deciso di donarti questa spada come supporto per la missione che la Mamma Celeste ti ha affidato. Vuole essere un ringraziamento e un segno di affetto e riconoscenza per il prezioso aiuto che doni agli ammalati fisici, e soprattutto quelli spirituali dei principi e delle principesse, che come ben sai sono spesso incompresi e abbandonati. Questa spada è carica di una grande forza spirituale. È stata ordinata ad un artigiano di Monte Sant'Angelo, che è anche volontario della Celeste Basilica. L'ha realizzata solo dopo aver saputo che sarebbe stata destinata come aiuto nella preghiera di guarigione e liberazione. Grazie a lui la spada è stata per 5 giorni sulla teca accanto a San Michele Arcangelo, dopodiché è stata benedetta sull'altare da padre Paolo, il rettore del santuario, il quale ha chiesto nella preghiera che la spada potesse, per intercessione di San Michele Arcangelo, spezzare tutte le catene che tengono gli ammalati legati al maligno ed essere quindi strumento di guarigione e liberazione. Successivamente, per grazia di Dio, ci è stato concesso di appoggiare la lama della spada sull'impronta di San Michele che è sotto la teca, cosa che non viene mai concessa. Infine ha ricevuto la benedizione anche da Don Luca, con preghiere in latino. Siamo veramente felici di poterti fare questo regalo perché sappiamo che ne farai buon uso. Ti vogliamo ringraziare dal profondo del cuore per l'amore che hai per tutti gli ammalati che a te si affidano. Tutti noi ti sosteniamo con le nostre preghiere perché il Signore ti sostenga, in questa faticosa missione, la Vergine Maria ti protegga sempre sotto il suo manto e San Michele sia sempre al tuo fianco per proteggerti e intercedere per le tue intenzioni. La spada artigianale è stata realizzata a mano con la tecnica del ferro battuto, filigrana ed elsa in ottone ricoperta di pietre zirconi, lama in acciaio inox. Con tanto affetto. Le tue principesse Fiorella, Cristiano, Federica, Marco, Barbara, Stefano, Rossella, Salvatore, Claudia, Alberto, Elisabeth. La spada dell'Arcangelo Michele. Simbolo della parola di Dio che smaschera il male, difende e libera da tutto ciò che ostacola il nostro cammino di fede. Esprime la forza di umiltà e di amore per Dio con la quale San Michele realizza la giustizia e fa trionfare il bene sul male, impedendo il diffondersi dell'azione di corruzione sull'essere umano. Alzati verso il cielo indica che solo Dio guarisce dal male e dà giustizia. Vi dono, fratelli, questa preghiera alla mia spada affinché la recitiate e distruggiate ogni potere del male, e armatura spirituale per i giorni di combattimento che si avvicinano. O glorioso San Michele, vincitore del dragone infernale, poderoso capo degli eserciti celesti, degnati di proteggerci con la tua gloriosa spada, affinché anche noi possiamo in questo mondo sconfiggere il maligno e i suoi seguaci del male. O gloriosa spada di San Michele, vieni in nostro aiuto, difendici e coprici con i raggi della potenza celeste, affinché la luce dei tuoi raggi accechi Satana e lo sottometta sotto i nostri piedi. O amato San Michele, che la tua gloriosa spada venga spiritualmente a noi per la grazia di Dio, affinché, uniti a te e all'esercito celeste, diciamo a una sola voce: chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. O gloriosa spada di San Michele, proteggici dalle insidie del maligno. Illuminaci nell'oscurità e nelle tenebre. Liberaci dalle tentazioni del demonio, e difendici nella battaglia spirituale di ogni giorno. O gloriosa spada di San Michele, sii nostra protezione di notte e di giorno, affinché anche noi, l'esercito militante, scacceremo dalla faccia della terra Satana e i suoi demoni, che cercano la nostra caduta per rubarci l'anima. Amen, alleluia, amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O spada gloriosa, data a Michele Arcangelo, dall'Eterno Padre, del celeste Empireo. Spada gloriosa, combatti ogni spirito di rovina nelle nostre famiglie, nella nostra mente e nei nostri cuori. Spada gloriosa di San Michele Arcangelo, colloca questo segno vittorioso sulla mia mano destra per concedere la vittoria finale e per poter vincere ogni spirito distruttore che vuole allontanarmi dalla grazia santificante. Vieni spada gloriosa di San Michele, lampeggia con un raggio dello Spirito Santo, per poter vedere il volto del nostro amato Padre Celestiale, ed essere degno delle promesse del mio Signore Gesù Cristo. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici,
Con la tua spada difendici e con la tua spada spacca la testa al dragone infernale. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Supplica a San Michele. Arcangelo Michele che presiedi a custodia generale di tutti gli angeli della terra, non mi abbandonare. Quante volte ti ho addolorato con le mie colpe. Ti prego, in mezzo ai pericoli che circondano il mio spirito, mantieni il tuo appoggio contro gli spiriti maligni che cercano di buttarmi in preda al serpente dell'adulazione, al serpente del dubbio, che attraverso le tentazioni del corpo cercano di imprigionare la mia anima. Non lasciarmi esposto ai colpi sapienti di un nemico tanto terribile quanto crudele. Fa che io possa aprire il mio cuore alle dolci tue ispirazioni, animandole ogni qualvolta sembrerà spegnersi in me la volontà del tuo cuore. Fa scendere nel mio animo una scintilla della soavissima fiamma che arde nel tuo cuore ed in quello di tutti i tuoi angeli, ma che arde più che sublime ed incomprensibile a noi tutti e soprattutto nel nostro Gesù. Fa che al termine di questa miserabile e brevissima vita terrena, io possa venire a godere l'eterna beatitudine nel regno di Gesù, che io giunga allora ad amare, benedire e gioire. Così sia. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Inno della Chiesa a San Michele, per il giorno della sua festa. Gesù, splendore e potenza del Padre, o Gesù, vita dei nostri cuori, noi ti lodiamo in unione con gli angeli i quali attenti agli ordini delle tue labbra, si velano con le loro ali. Migliaia e migliaia di principi celesti circondano il tuo trono, combattono per te, ma San Michele, innalzando il vessillo della salvezza, spiega vincitore lo stendardo della croce. È lui che precipita nel fondo dell'inferno l'orgogliosa testa del dragone infernale e fulmina, cacciandoli dal cielo, i ribelli e il loro capo. Seguiamo questo principe invincibile contro il capo dell'orgoglio, affinché l'agnello ricompensi la vittoria del popolo fedele con la corona della gloria eterna. Al Padre, al Figlio e a te, o Spirito Santo, come era in principio sia una stessa gloria ed una stessa lode in tutti i secoli. Così sia. Amen. Litanie in onore di San Michele Arcangelo. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gesù Cristo, ascoltaci. Gesù Cristo, esaudiscici. Santa Trinità, che sei un solo Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. San Michele, prega per noi. San Michele Arcangelo, spada di Dio, prega per noi. San Michele Arcangelo, condottiero degli angeli, prega per noi. San Michele Arcangelo, spirito invincibile, prega per noi. San Michele Arcangelo, armato di forza divina, prega per noi. San Michele Arcangelo, difensore di Dio, prega per noi. San Michele Arcangelo, vincitore contro Lucifero, prega per noi. San Michele Arcangelo, potente contro tutti i demoni, prega per noi. San Michele Arcangelo, potente contro ogni male, prega per noi. San Michele Arcangelo, potente contro le persone malefiche, prega per noi. San Michele Arcangelo, nelle nostre disgrazie, prega per noi. San Michele Arcangelo, nelle nostre malattie, prega per noi. San Michele Arcangelo, nelle guerre tra famiglie e tra popoli, prega per noi. San Michele Arcangelo, nelle lotte per la difesa della Chiesa, prega per noi. San Michele Arcangelo, nelle lotte intime contro le tentazioni, prega per noi. San Michele Arcangelo, nelle lotte dell'agonia, prega per noi. Dalle insidie del diavolo liberaci, o Signore. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai dato l'Arcangelo San Michele per protettore e difensore, fa che le nostre preghiere ci ottengano di essere sempre preservati da ogni male e dal fuoco dell'inferno. Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiera contro i nemici, i falsi amici e i parenti malvagi. O mio glorioso San Sebastiano, soldato valoroso e fedele di Gesù Cristo, trafitto dalle frecce e poi miracolosamente guarito, martirizzato in seguito con una spietata flagellazione, io povera e fragile creatura di Dio imploro questa sera la tua intercessione dinanzi al trono dell'Onnipotente e a tutti gli spiriti celesti che l'adorano incessantemente. Imploro la tua protezione e il tuo intervento per tutti noi qui presenti, per quelli che ho inserito nella mia lista di liberazione, per quelli che ci ascoltano da casa, per i miei principi e per le mie principesse che soffrono da tantissimi anni. Recitiamo insieme questa preghiera: vi supplico San Sebastiano, vegliate su di me, difendetemi da tutti i nemici, visibili e invisibili, da tutti i falsi amici, da coloro che sembrano insospettabili, dai quali non ti aspetteresti mai del male, coloro che abitano sotto il tuo stesso tetto, coloro che sono del tuo stesso sangue, e quelli con cui si è uniti da un vincolo di parentela. Che stupore doloroso scoprire che sono proprio i più intimi coloro che vogliono la tua rovina, la tua distruzione, la tua morte, e mentre ti sorridono tramano nell'ombra e ti lanciano frecce avvelenate dall'odio satanico. Vi prego, o San Sebastiano, di annientare l'odio, la vendetta, l'invidia, la gelosia, e il furore dei miei avversari. Fa che i loro occhi non mi vedano, che le loro mani non mi afferrino, che i loro piedi non mi inseguano e raggiungano, che la loro bocca non pronunci parole di menzogna e di maledizione. Ascolta, o Dio, per intercessione di San Sebastiano, la voce del mio lamento, proteggi la mia vita dal furore del nemico, tienimi lontano dal complotto dei malvagi, dal tumulto di chi opera il male. Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole diaboliche per colpire di nascosto l'innocente, lo colpiscono all'improvviso e non hanno timore e si ostinano a fare il male, progettano di compiere tranelli e di nasconderli, dicendo: chi potrà vederli? Tramano delitti, attuano le trame che hanno ordito, e il loro cuore è un abisso tenebroso. Ma Dio li colpisce con le sue frecce, all'improvviso sono feriti, la loro stessa lingua li manderà in rovina, chiunque al vederli scuoterà la testa. Fa che nessuna sventura mi possa più colpire, nessuna avversità, nessun incidente, nessuna malattia provocata, nessuna forza devastante della natura, terremoti, tempeste, nubifragi, e nessuna epidemia. Signore, perdona i miei peccati, e ricordatevi di me in paradiso, come vi ricordaste del buon ladrone sulla croce al Calvario. Chiedere la grazia. O valoroso santo, tu sei ricordato per la tua premurosa cura nel soccorrere coloro che prima di te subirono il martirio, per questo ti chiedo di soccorrere tutti noi, in particolare i miei principi e le mie principesse, che per le atroci pene che soffrono si possono considerare i martiri del terzo millennio. O valoroso San Sebastiano, ricordati le frecce acuminate che ti trafissero, erano così numerose che ricoprivano quasi tutta l'intera superficie del tuo corpo senza lasciare altri spazi per colpire. Anche molti dei nostri malati hanno il corpo devastato da terribili dolori, dalle invisibili frecce che i malvagi continuano a infliggere facendo ricorso ai maghi, ai cartomanti, ai medium e agli operatori dell'occulto. Ti chiediamo ancora, per le innumerevoli trafitture causate da quelle frecce, per il dolore atroce che soffristi, per tutto il sangue sparso, che quelle stesse frecce si tramutino in infinite grazie, che tu otterrai dalla misericordia di Dio proprio in virtù delle sofferenze patite. Fa che quelle frecce scagliate contro di te dall'odio dei nemici di Dio, si trasformino in dardi infuocati di luce e di amore, e con queste tu possa colpire tutti i malefici, tutte le fatture, tutte le stregonerie, tutte le maledizioni, tutti i cerchi di morte, tutte le opere maligne compiute su di noi, in modo particolare sui miei principi e su tutte le mie principesse che più di tutti sono stati colpiti dall'odio furente di Satana. Fa che questi dardi infuocati annientino ogni negatività che si annida nel nostro corpo e che ci impedisce di vivere nella salute, nella pace, nella serenità, nell'equilibrio mentale. Fa che inceneriscano tutto il veleno satanico presente in noi, e possano restituire l'integrità e la salute in tutti i nostri organi colpiti, nel sistema nervoso, nella nostra mente, nell'apparato circolatorio, respiratorio, muscolare, digestivo, scheletrico, negli organi preposti alla riproduzione, negli occhi, nell'udito,
nei capelli, nell'epidermide e in ogni più piccola cellula malata. Si racconta ancora di te, o San Sebastiano, che mentre incoraggiavi 2 giovani cristiani a non indietreggiare dinanzi al martirio, il tuo volto fu irradiato da una luce miracolosa che lasciò tutti stupefatti. Tra i presenti c'era anche una donna muta da 6 anni. La donna, veduto tale prodigio, si prostrò dinanzi a te, e tu, invocando l'intervento divino, le posasti la tua mano sulla bocca tracciandole un segno di croce e la guaristi all'istante. Ecco perché ti chiediamo questa sera di passare in mezzo a noi e di tracciare anche su ognuno di noi quel segno benedetto e invincibile, la croce santa e potente di Cristo, a cui tutto, anche l'inferno e qualsiasi genere di malattia, sono sottomessi. O croce invincibile del nostro Signore, liberaci e guariscici per mano del tuo martire santo, e per i suoi infiniti meriti fa che possiamo rinascere a vita nuova, liberi finalmente dalle orribili torture di Satana e di tutti gli uomini malvagi che operano instancabilmente per distruggere la vita dei tuoi figli e portarli alla disperazione. Ti prometto, Signore, che seguirò l'esempio di questo eroico santo, perché anche io diventi un tuo soldato valoroso. Voglio spendere il resto della mia vita per testimoniare con coraggio l'amore di Gesù, per la diffusione del suo regno, per la salvezza eterna delle anime fino all'ultimo dei miei giorni, a lode e gloria della Santissima Trinità. Amen, amen, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per l'effusione dello Spirito Santo. Questa sera facciamo una bella preghiera allo Spirito Santo, chiediamo proprio di irradiarci e di liberarci da tutto ciò che è negativo. Benedetto sei tu, Padre, creatore del cielo e della terra, che mi hai reso tuo Figlio mediante il sangue preziosissimo di Gesù, e mediante l'effusione del tuo Santo Spirito. Questo tuo dono me lo esprimi chiaramente chiamandomi a seguire Gesù, affinché in Lui, nell'unità realizzata dal tuo Spirito, io sia con i miei fratelli nella Chiesa, segno vivo dell'amore trinitario. Confidando unicamente nel tuo amore, o Padre, io oggi e per sempre rinuncio a Satana e a tutte le sue seduzioni e ti chiedo di liberarmi dal suo dominio di tenebre e dalla schiavitù. Ti chiedo inoltre, nel nome di Gesù, di guarirmi da tutte le mie malattie spirituali, mentali e fisiche. Dichiaro di accettare te, o Padre, e di riconoscerti creatore del cielo e della terra, di accettare il tuo Figlio Gesù e di riconoscerlo mio Signore e mio Salvatore, di accettare il tuo Santo Spirito e di riconoscerlo mio Consolatore, Avvocato, Santificatore e Guida. Ti offro la mia vita e prometto di voler sempre seguire te, mio Signore, e di obbedire al tuo Spirito. Mi riconosco peccatore e ti chiedo perdono di tutti i miei peccati. O Padre, aspergimi con acqua pura e sarò purificato. Purificami da tutte le mie sozzure e da tutti i miei idoli, dammi un cuore nuovo, metti dentro di me uno spirito nuovo, togli da me il cuore di pietra e dammi un cuore di carne che sappia amare e perdonare. Poni il tuo spirito dentro di me, e fammi vivere secondo i tuoi statuti e fammi osservare e mettere in pratica le tue leggi. Liberami da tutte le mie impurità. Padre, nel nome santo di Gesù, ti chiedo di effondere su di me, sulle persone che ho inserito nella mia lista di liberazione, sulle persone che ci ascoltano da casa, sui miei principi e sulle mie principesse il tuo Santo Spirito. Spirito di Dio, scendi su di noi. Scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Fondici. Plasmaci. Riempici. Usaci. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di me. Spirito di Dio, scendi su di loro. Padre Santo, ti chiedo di concedermi i tuoi carismi. In particolare ti chiedo i doni del tuo Santo Spirito, la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il timor di Dio. Ti chiedo i carismi della fede, speranza e carità, i carismi dell'annuncio della parola, della profezia, dell'insegnamento, dell'evangelizzazione, il carisma del miracolo, delle guarigioni spirituali, mentali e fisiche, il carisma del discernimento degli spiriti, il carisma delle lingue e dell'interpretazione delle lingue, e ogni altro carisma che tu crederai opportuno di concedermi a gloria del tuo nome, per il servizio dei miei fratelli e per la mia santificazione. O Padre, desideroso di rivivere Maria, tua figlia prediletta, madre del suo Figlio e mistica sposa del tuo Santo Spirito, in lei ti consacro oggi ogni momento della mia vita. La mia risposta al tuo amore sia come quella di Maria,
Vergine Immacolata, il giorno dell'annunciazione dell'angelo eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in me quello che hai detto affinché attraverso la mia offerta si realizzi il disegno di amore, che tu, o Padre, per mezzo del tuo Spirito, vuoi attuare per tutti gli uomini, a lode e gloria di Gesù nostro Signore e Salvatore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo invocando su di noi il sangue di Gesù. Il sangue di Gesù ha un potere immenso, assoluto, straordinario. Esso scaturisce incessantemente dal trono dell'agnello immolato, dalle piaghe santissime del nostro Salvatore, inchiodato al patibolo della croce. In ogni santa messa celebrata nel mondo si rinnova il sacrificio di Cristo. Possiamo dire che in ogni ora del giorno e della notte il sangue di Gesù viene offerto in sacrificio per noi e gli angeli lo raccolgono nei sacri calici e lo presentano all'Eterno Padre. Se la terra continua a esistere nonostante i suoi orribili crimini e sacrilegi è proprio in virtù dei meriti infiniti di questo sangue divino. Il sangue di Gesù è il segno della sua obbedienza perfetta al volere del Padre. Dirà infatti Gesù, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù, come Maria Santissima ha vissuto unicamente per compiere la sua missione, per redimere l'umanità attraverso il sacrificio della croce. Nell'orto degli Ulivi Satana lo tentò orribilmente, voleva convincerlo a disubbidire a questo progetto salvifico, a non sacrificarsi per un'umanità ingrata e indifferente al suo amore. Ma Gesù lo ha vinto, Padre non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Fu una lotta spietata e durissima, inconcepibile a mente umana. Lo sforzo che Gesù dovette sostenere per vincere Satana gli provocò la rottura dei capillari sanguigni e il sangue fuoriuscì da tutto il suo santissimo corpo. Gesù pronunciò il suo sì al Padre tra sofferenze atroci e quel suo sangue continuò a scorrere poi nella spietata flagellazione, nella coronazione di spine, nella salita al Calvario sotto il pesante legno della croce e nella crudele crocifissione. Non comprenderemo mai, finché siamo pellegrini in questa terra d'esilio, il valore e la potenza di quel sangue divino, né riusciremo mai a comprendere il prezzo che Gesù ha dovuto pagare per il nostro riscatto. Riflettiamo ora attentamente sul valore dell'obbedienza alla volontà di Dio. Lucifero non volle sottomettersi al progetto d'amore del Padre, non volle adorare l'umanità santissima del Figlio di Dio e disobbedì. Era la creatura angelica più bella e splendente, divenne, per la sua disobbedienza l'essere tenebroso e mostruoso degli abissi. Per lui si spalancarono le voragini dell'inferno dove fu precipitato e dove precipiteranno tutti i nemici di Dio. Eva, la madre di tutti i viventi, era dotata nel paradiso terrestre, di tutti gli straordinari doni che Dio le aveva concesso, ma anch'essa disobbedì al comando divino e mangiò dell'albero del giardino che le era stato proibito. Fu così che entrarono nel mondo il dolore e la morte, fu così che si chiusero le porte del paradiso e si infranse l'alleanza fra Dio e gli uomini. Dio però non abbandonò le sue creature e su questo scenario di morte e di desolazione, annunciò la venuta della donna che avrebbe schiacciato la testa al serpente infernale e la schiaccerà proprio attraverso la nascita di suo figlio Gesù. La disubbidienza di Eva fu riscattata dall'obbedienza di Maria. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto, disse la Vergine Santa all'Arcangelo Gabriele. Ha inizio così la storia della nostra redenzione che culminerà con la morte in croce di Gesù, con la sua totale adesione al volere del Padre e con la successiva gloriosa resurrezione. Ecco perché il sangue di Gesù è la nostra salvezza. Esso è il frutto della sua obbedienza perfetta e del suo indicibile amore. Proprio per questo ha un potere e un valore immenso. Il sangue di Gesù è invincibile. Una sua sola goccia fa tremare tutto l'inferno, tutti i demoni, tutte le legioni infernali e i loro comandanti. Quel sangue è la sconfitta di Satana e la vittoria di Cristo, la nostra vittoria. Grazie Gesù per il tuo sangue sparso. Esso scorre incessantemente su tutti gli abitanti della terra e implora per essi pietà all'Onnipotente. Esso scende su di noi ogni volta che ci accostiamo con amore al sacramento della confessione, quel sangue ci lava, ci purifica, e rende candida la nostra anima. Esso ci nutre, ci vivifica, ci comunica la vita divina ogni volta che ci accostiamo alla Santissima Eucarestia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò all'ultimo giorno.
Quel sangue scende come rugiada celeste sulle anime del purgatorio per liberarle dalle loro pene e introdurle nella beatitudine eterna. Si legge nell'Apocalisse: quelli che sono vestiti di bianco chi sono e da dove vengono? Essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Non possiamo dunque entrare nella Gerusalemme celeste senza questo lavacro di salvezza. O amore mio crocifisso, ti contemplo ai piedi della tua croce e ti adoro con tutto il cuore. Invoco su di me il tuo sangue prezioso sparso durante tutta la tua passione. Lo invoco a mia difesa e protezione, sia esso il mio scudo contro tutti gli assalti dell'inferno. Lo invoco come rimedio e medicina per ogni male, sia esso la linfa vitale che scorre in tutto il mio essere, in tutto il mio corpo e in tutta la mia anima per risanarmi, guarirmi e liberarmi. Scendi su di me, o potentissimo sangue di Gesù, formato dalla carne immacolata della Vergine Santa e dal bacio infuocato del Divino Spirito, rafforza la mia volontà perché io impari a obbedire a Dio, alla sua legge, al suo volere, perché senza questa obbedienza nessuna azione è meritoria ai suoi occhi. Diceva Santa Faustina, la fedele sottomissione sempre e ovunque alla volontà di Dio, in tutti i casi e le circostanze della vita, rende a Dio una grande gloria. Tale sottomissione alla sua volontà ai suoi occhi ha un valore maggiore di lunghi digiuni e di mortificazione e delle più rigide penitenze. Scendi, o potentissimo sangue divino, nel mio cuore, spezza le catene del peccato, dei vizi, delle passioni disordinate, rendilo puro perché io ami il Signore al di sopra di tutto e il mio prossimo come me stesso. Scendi, o potentissimo sangue divino, in tutto il mio corpo, in tutti i miei organi malati dove si sono annidati e hanno messo le radici i malefici, le fatture, gli incantesimi, le stregonerie, i cerchi di morte, le maledizioni e qualsiasi altra opera malefica fatta a mio danno. E fonditi, o sangue divino, sulla mia famiglia, sciogli ogni rancore, incomprensione, malinteso, odio, vendetta, gelosia e invidia. Fa che possa ritornare la pace, la gioia, l'armonia, la concordia, l'amore. Abbatti, o sangue divino, tutte le barriere e le divisioni create da Satana e da tutte le persone malvagie e maligne per distruggere la mia famiglia. E fonditi, o potentissimo sangue divino, sull'umanità intera, poni fine al regno di Satana. Manda in frantumi e incenerisci tutti i progetti diabolici dei potenti e degli illuminati massoni. Cadano in rovina tutte le loro trame oscure, siano confusi e si disperdano tutti coloro che vogliono distruggere la Chiesa e l'umanità intera. Ora ripetiamo con tutta la forza del nostro cuore la seguente preghiera, lo ripetano soprattutto i miei principi e le mie principesse che soffrono da lunghissimi anni. Il sangue di Gesù è l'invincibile potenza di Dio. Il sangue di Gesù ha potere sull'inferno. Davanti a questo sangue, il nemico fugge atterrito. Ogni ginocchio si piega in cielo, sulla terra e nell'inferno, perché questo sangue ha potere su ogni cosa. Il sangue di Gesù ha potere su di me. Esso è la mia difesa, la mia protezione, la mia forza, la mia vittoria, la mia salvezza. Immergimi, o Gesù, in questo torrente infuocato d'amore, che sgorga dalle tue sacratissime piaghe, e dalle infinite ferite, del tuo santissimo corpo, e in virtù dei tuoi meriti infiniti, siano distrutte e allontanate per sempre, tutte le opere dei malvagi, che vogliono la mia rovina. Siano distrutte e allontanate per sempre, tutte le insidie e le tentazioni del demonio, perché io possa amare il mio Signore, e seguire fedelmente la sua volontà. E tu, dolce Madre mia, che formasti con il tuo purissimo sangue, il sangue del mio Redentore, che raccogliesti nel tuo cuore, trapassato dalla spada del dolore, tutte le infinite gocce di sangue, versate nella sua passione, imprimi, ti supplico, nella mia anima, il sacro sigillo di quel sangue divino, perché io voglio appartenere solo a Gesù, voglio essere suo per sempre, nella gioia e nel dolore, in vita e nell'ora della mia morte, nel tempo e nell'eternità per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiera per la guarigione del dolore fisico e spirituale. Ringraziamo il Signore della sua presenza in mezzo a noi. Lui è qui nel Santissimo Sacramento con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. In quell'ostia bianca palpita il cuore di Gesù e della sua Santissima Madre, perché lei ha formato con la sua carne immacolata l'umanità santissima del Redentore.
I cuori di Gesù e di Maria sono indissolubilmente uniti e tutto il dolore patito da Gesù ha straziato anche il cuore sensibilissimo di Maria, lei è la corredentrice. Preghiamo dunque la Vergine Santa di intercedere per noi presso suo Figlio perché Lui nulla nega a una tale madre. Tutte le grazie del cielo giungono a noi attraverso il cuore purissimo di Maria, recitiamo dunque un'Ave Maria. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Chiediamo aiuto anche all'Arcangelo San Michele, valoroso principe delle milizie celesti. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici, e con la tua spada spacca la testa a Satana e a tutti i demoni infernali. Signore Gesù, questa sera ti chiediamo una grazia particolare, quella di guarire tutti i nostri dolori fisici e le ferite emozionali della nostra anima. Gesù, il mio pensiero corre lontano nel tempo quando sei venuto a vivere qua giù e percorrevi instancabilmente tutte le strade della Palestina per guarire, risanare, liberare e spezzare i lacci del peccato, per far conoscere agli uomini il volto del Padre e annunciare a tutti che la liberazione dalla schiavitù di Satana era ormai giunta. Gesù, il tuo sguardo si posava con indicibile tenerezza su ogni ammalato e il tuo cuore bruciante d'amore e di compassione fondeva su tutti la soavissima onda dell'onnipotenza divina. Dicesti un giorno ai tuoi discepoli, beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Sì, o Signore, sono stati veramente beati coloro che hanno visto la potenza straordinaria di miracolo che irradiava dai tuoi occhi, dal tuo sorriso, dalla tua voce, da tutta la tua persona ogni volta che risanavi i malati e ordinavi agli spiriti immondi di andarsene. Tutto obbediva a un solo cenno del tuo comando, persino la morte era costretta a fuggire e i corpi ritornavano a vivere. Mio Signore, io mi prostro dinanzi alla tua onnipotenza e ti adoro. Questa sera ti chiedo di guarire da ogni tipo di dolore fisico noi qui presenti, coloro che ho inserito nella lista di liberazione, coloro che ci ascoltano da casa, i miei principi e le mie principesse. Gesù, quante persone soffrono dolori atroci a causa di malattie incurabili e per altre gravi malattie o perché hanno subito un intervento chirurgico sbagliato, o ancora a motivo di traumi e di incidenti, o per malefici, fatture, maledizioni, stregonerie e qualsiasi altro male occulto fatto da persone malvagie e malefiche. Spesso sono dolori lancinanti, dolori che non danno tregua, che tormentano anche di notte e portano allo sfinimento, all'esasperazione, alla ribellione e in casi estremi anche il rifiuto alla vita. Ricordati, Signore, dei dolori che hai patito nella tua amarissima passione, i dolori sofferti nella spietata flagellazione quando i flagelli ti hanno lacerato la carne, quando ti hanno incoronato con acutissime spine che ti sono penetrati così in profondità da procurarti dolori atroci e martellanti in tutto il tuo sacro capo, quando ti caricarono del pesante legno della croce e la ferita provocata sulla spalla ti causò spasimi tremendi tanto che rivelasti a San Bernardo di Chiaravalle le seguenti parole: io ebbi una piaga sulla spalla profonda, 3 dita e 3 ossa scoperte, questa piaga mi ha dato maggior pena e dolore di tutte le altre dagli uomini non è conosciuta. Gesù, ricorda i dolori patiti lungo la salita al Calvario quando il tuo corpo stremato cadde pesantemente al suolo sotto il peso della croce, quando ti spogliarono delle tue vesti e il tessuto penetrato nelle ferite della flagellazione fu strappato, riaprendo nuovamente le piaghe con acuto tormento, quando fosti inchiodato sulla croce e i chiodi penetrarono nella carne, spezzando i vasi sanguigni, i muscoli, i tendini, i nervi. È un dolore orribile tanto che può provocare l'immediato arresto cardiaco, per non parlare poi dello strazio infinito di morire per soffocamento, stando sospeso su 3 chiodi. Gesù, ciò che hai sofferto è inimmaginabile. Noi ti adoriamo e ti ringraziamo per tanto dolore patito per amor nostro e ti preghiamo di aver compassione di tutti i dolori che tormentano il nostro corpo e di liberarci per sempre, se è tua volontà. Gesù, ora ti presentiamo tutte le nostre ferite emozionali. Tantissimi soffrono per traumi subiti fin dall'infanzia, per essere stati vittime di molestie e violenze fisiche, per la mancanza di amore dei propri genitori, per le incomprensioni, gli abbandoni, i tradimenti, le delusioni, le gravi offese, per l'emarginazione e complessi di inferiorità.
Abbiamo l'anima piena di ferite e queste ferite profonde e sanguinanti ci impediscono di vivere nella gioia, nella pace di relazionarci serenamente con gli altri. Gesù ricorda ancora l'amara passione patita nell'orto del Getsemani. La tua anima era oppressa da un'angoscia mortale. Una valanga di pensieri ti stritolava il cuore, il tradimento di Giuda, l'abbandono degli apostoli, l'ingratitudine della tua gente che chiedeva la tua morte, gli orribili crimini e i peccati del mondo, anche quelli futuri, il tradimento di tutti i tuoi consacrati che lungo i secoli avrebbero rinnovato l'orrendo peccato di Giuda, la perdita di numerosissime anime per le quali il tuo sangue sarebbe stato versato invano. Mio Gesù, in quell'ora tremenda sei stato annientato e schiacciato da un peso di dolore disumano tanto che per riuscire a sostenerlo hai sudato sangue. Gesù, ti adoriamo e ti ringraziamo per questa terribile agonia spirituale patita per amor nostro e ti chiediamo di aver pietà di noi e di guarire da tutte le nostre ferite emozionali che ci fanno soffrire tremendamente e liberaci per sempre se è tua volontà. Signore Gesù, siamo tutti qui riuniti sotto la tua croce, dinanzi al tabernacolo della tua gloria e ti chiediamo, per i meriti infiniti della tua passione e per la spada di dolore che trapassò il cuore di tua madre, di guardarci con il tuo sguardo d'amore e di guarirci nel corpo e nello spirito. Signore, siamo qui e stendiamo verso di te le nostre mani supplichevoli, gridando forte come il cieco di Gerico: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Siamo oppressi da anni da dolori fisici e spirituali, siamo stremati, sfiniti senza più forza per combattere. Non permettere, o Signore, che lo scoraggiamento e la disperazione prendano il sopravvento. Tu sei l'amore, la compassione, la misericordia e non resisterai al grido supplichevole dei tuoi figli. Tu sei il Dio della vita, il Dio della gioia e ci hai creato per la felicità. Ti promettiamo di rinunciare per sempre al peccato, e di vivere santamente come tuoi veri figli, obbedienti alla tua legge e al tuo volere. Ora ti supplichiamo, toccaci con la tua mano onnipotente e la corrente d'amore che da essa sprigiona passi nei nostri corpi doloranti e nei nostri cuori feriti e tutto sia risanato sotto la carezza dolcissima di questo potentissimo balsamo divino. Svaniscano per sempre al tocco della tua mano tutti i nostri dolori. Fa che possiamo rinascere a vita nuova liberi finalmente da queste pesanti catene e da questi macigni che opprimono i nostri corpi e le nostre anime. Fa che possiamo gustare la pace, la tranquillità, la serenità dopo tutto questo tempo di interminabili sofferenze. Grazie Signore Gesù per le meraviglie che stai compiendo ora e che compirai anche nei giorni futuri. Grazie Gesù. Ci consegniamo interamente a te, ora e per sempre. Tu sei il nostro Redentore, il nostro Liberatore, la nostra speranza, la nostra vita, la nostra felicità, il nostro eterno amore. Ci uniamo alle sconfinate schiere degli angeli e dei santi che inneggiano incessantemente al trono della tua gloria: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell'universo, il Re dei Re, a Lui la lode, la gloria, la maestà e la potenza nei secoli eterni. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.